Purtroppo hanno trovato la persona, può raccontarci un po' lo svolgimento delle operazioni, come si è arrivato a individuarlo? Allora, innanzitutto è stata trovata la macchina al sentiero di accesso per il Monte Sperone, presso il parcheggio. Successivamente, con un sorvolo che è stato fatto con l'elicottero dell'Air Service, abbiamo trovato in cima alla Croce di Susin la sua firma, la firma purtroppo dell'escursionista, che era arrivato il 1° aprile. A individuare in un canalone, circa 100 metri sotto la croce di Susin, verso la croce di Marassa, il corpo di Luca Andriolo, il 59enne veneziano di nascita ma bellunese di adozione, è stato l'equipaggio dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco del reparto Volo di Venezia. La montagna che amava lo ha tradito, la discesa dalla Croce di Susin gli è stata fatale. A fare la segnalazione della scomparsa la sorella Doretta, che abita a Preganziolo e che aveva pubblicato un appello su Facebook. Dopo 10 giorni senza notizie, che si trattasse di un allontanamento volontario è stato escluso quando i carabinieri hanno rinvenuto la sua auto parcheggiata all'inizio del sentiero per il Monte Sperone. Da quel momento sono state avviate le operazioni di ricerca che hanno coinvolto oltre 20 vigili del fuoco, unità cinofile e volontari, oltre al personale del soccorso alpino, anche della Guardia di Finanza. La salma è stata individuata una cinquantina di metri sotto il sentiero, con copertura del corpo da parte di foglie, il che ci fa pensare in effetti che lui sia caduto da più giorni. I familiari sono stati tenuti in caserma, lontani dal luogo del ritrovamento. L'equipaggio dell'elicottero Drago ha proceduto al recupero della salma, che poi è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.